Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di Magic the Gathering. Quest'oggi inizieremo una nuova partita all'interno del multiplayer di questo game. Vediamo un po' quello che siamo capaci di fare e soprattutto vediamo che cosa sono capaci di fare gli altri, la comunità di Magic. Diamo un'occhiatina a una bella partitina veloce, quindi in multiplayer. Allora, come avete ben potuto vedere esistono tre modalità differenti: free for all, una semplice modalità, una semplice sfida uno contro uno, il two-headed giant, ovvero una modalità 2 contro 2 a squadre, e il plane chase, una sorta di campagna mischiata al multiplayer dove verranno affrontati vari stadi come possiamo dire, varie ambientazioni della campagna. Però per adesso inizieremo con la semplice Eccoci modalità. Ragazzi, finalmente siamo riusciti a trovare un bel giocatore disponibile, questo Kev2K, che è praticamente pronto a... No, non sbattiamolo fuori il giocatore, pronto a combattere con il nostro Sebulba. Vediamo un po', allora, abbiamo il nostro mazzo fiamme e lo continueremo a utilizzare visto che abbiamo sbloccato la maggior parte delle nostre, come possiamo dire, carte. Allora, vediamo un po', il nostro giocatore è entrato e quindi dobbiamo iniziare la nostra partita. Iniziamola. Allora, la prima partita è multiplayer, vediamo di che cosa è capace il nostro avversario. Allora, innanzitutto abbiamo pescato le nostre 7 carte, abbiamo 4 carte montagna, in seguito abbastanza mostri per mantenere la nostra mano. Perfetto. Evochiamo una carta montagna, ragazzi, innanzitutto, come ben sapete. Vediamo il nostro avversario, intanto che tipologia di mazzo ha. Intanto ha 71 carte, 70, mazzo acqua, quindi sarà molto dura per lui trovare delle carte. Granchio di Edro. E allora, il granchio di Edro, ogni qualvolta una terra entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, un giocatore bersaglio mette nel suo cimitero le prime 3 carte del suo grimorio. Wow, abbastanza forte il ragazzone. In terraferma che cosa significa? Non puoi attaccare con questa creatura o usare la sua abilità perché non è stata sotto il tuo controllo dall'inizio del turno più recente. Perfetto, allora la nostra creatura non può attaccare, come dice a sua volta la barra delle informazioni. Allora, evochiamo un'altra carta montagna, ragazzi, stiamo pronti all'attivazione delle nostre carte. Probabilmente dobbiamo puntare a un attacco molto veloce verso i life points avversari con i mostri che ritroviamo. Allora, ecco che ha attivato il suo effetto perché ogni volta che viene, come possiamo dire, evocata una carta, il nostro ragazzone ci distrugge le prime 3 carte del nostro grimorio e questa storia può essere fastidiosa. Quindi attiviamo la nostra lancia infuocata per eliminare direttamente questa dannata creatura, in modo tale da infliggere 3 punti di danno al suo ragazzone. Benissimo, evochiamo un'altra carta montagna, ragazzi, e passiamo il turno. 20 punti di vita a testa, 5 carte nelle mani e 7 carte nelle mani avversarie. Allora, nuova Monkey Island, vediamo un po'. Che cos'è? Artefatto, la creatura equipaggiata guadagna, neanche me lo fa leggere, 2 di attacco e 2 di difesa e ha protezione dal verde e dal blu, meno male noi siamo rossi. Ogni qualvolta la creatura equipaggiata infligge danno da combattimento a un giocatore, mette sul campo di battaglia una pedina creatura lupo verde e quel giocatore mette le prime 10 carte del suo grimorio nel suo cimitero, una vera e propria spina nel fianco, quindi dobbiamo eliminarla immediatamente. Evochiamo un'altra montagna, ragazzi, e diamo spazio alla nostra Felice alla fiamma, con la sua fantastica abilità di essere ripresa dal cimitero con ben 4 punti di mana. Ok, possiamo passare il turno, è una carta molto pericolosa, speriamo che non evochi alcun mostro, altrimenti siamo completamente fritti e strafritti. Ecco qua un'altra Monkey Island, speriamo bene ragazzi, altrimenti utilizzeremo il nostro segno di Chandra, in modo tale da infliggere 4 danni a una creatura bersaglio e 2 danni al giocatore. Allora, sta pensando il nostro avversario. Il regno di Magic, per quanto riguarda il multiplayer, è abbastanza popolato, ragazzi. Ecco il primo mostro, fammelo leggere. Allora, intermediario c'è la Felide. Un giocatore bersaglio pesca 2 carte, poi scarta 2 carte. Wow. Allora, non ha attaccato perché ovviamente non può. E adesso evochiamo un'altra montagna, ragazzi. Allora, lo sdegno infligge 4 danni a una creatura bersaglio, ragazzi, e 2 danni al controllore di quella creatura. Quindi io direi di evocare il nostro elementale del fuoco in posizione di attacco, ragazzi, e attaccare immediatamente lo stronzone con le nostre carte. Ecco qui, il primo attacco, 4 punti di attacco che andranno direttamente contro i suoi life points. Vediamo che cosa succederà. Ecco il primo attacco, si è bruciato un po' le chiappette, 16 punti, benissimo. Adesso vediamo un po' che cosa farà il nostro avversario. Ecco qua un'altra Monkey Island, diamo un'occhiatina. Adesso che cosa farà? Sta pensando perché la barra, come potete ben vedere, è molto più lunga per quanto riguarda il single player. Sta scegliendo qualcosa ed ecco proprio quello che mi immaginavo, è stato potenziato l'avversario. Allora, vediamo un po', nel momento in cui attacca, ogni qualvolta la creatura infligge danno da combattimento, cioè deve infliggere danno, però adesso noi lo manderemo al cimitero con il nostro Impaki Cyborg di legno. Blocchiamolo in modo tale da bloccare l'attacco e mandarlo soprattutto al cimitero. Ne andranno entrambi, però questo è molto più pericoloso, ragazzi. Continuiamo, perfetto, rimane quel maledetto artefatto ed ecco un nuovo granchio di fuoco sul terreno.
Allora, vediamo un po', 16 punti nuovamente per l'avversario, ancora equipaggiato, però non può attaccare il ragazzone perché appartiene appunto al simbolo terraferma. Un'altra carta montagna, molto molto bene, e adesso vediamo un po' cosa fare. Diamo un'occhiatina al cimitero, possiamo riprendere la nostra fenice con 4 punti e possiamo evocare il nostro Segugio infernale del fuoco, benissimo. Allora, vediamo, ecco il nostro Segugio, adesso non possiamo attaccare, però con la nostra grande fenice, sì! E soprattutto il nostro ragazzone nel momento in cui... Ah, dannazione, ci può bloccare il maledetto, non me ne ero neanche accorto. Anzi no, non ci ha bloccato, che fortuna. Me l'avrebbe distrutto se avessi attaccato. Wow, ok. Possiamo continuare il timer, il turno ragazzi, 12 punti per l'avversario. Ecco una nuova mossa, una nuova carta messa all'interno della sua sezione delle carte terraferma. Un mazzo a quanto pare che si basa molto sulla, come possiamo dire, sulla distruzione delle carte. Ecco qua un'altra carta mandata al cimitero. Vediamo che cosa farà. Ancora continua a scorrere la barra. Chi è questo? Clone. Puoi far entrare... maledizione però. Che cosa è successo? Blocchiamo. Cos'è questo clone? Ah, praticamente il clone assume le sembianze del mostro che preferiamo. Ok, praticamente ha evocato un'altra fenice, però probabilmente non potrà attaccare. Infatti sì, allora diamo un'occhiatina. Possiamo bloccarlo ragazzi. Allora, una creatura equipaggiata prende 2 maledizione, però può infliggere danno il ragazzone. E io direi di... vediamo un po' di bloccarlo, perché se ci infligge del danno scarteremo tutte le carte del grimorio. Quindi attiviamo questa carta in modo tale da non infliggere danno direttamente ai nostri life points. Benissimo, diamo un'occhiata. Proprio avevo ragione. Dai, termina sto caspita di turno. Ancora che evoca carte. Vediamo. Wow, ha equipaggiato il tutto all'interno del suo mostro. E allora c'è solo una cosa da fare in questo caso ragazzi. Dobbiamo infliggere 4 punti di danno al ragazzone con il nostro segno di Chandra. Ciao ciao. Vediamo se possiamo inviarla al cimitero. Benissimo, questa è una carta potentissima ragazzi, mamma mia. Allora, vediamo, diamo un'occhiata al cimitero. Non abbiamo niente da evocare, però possiamo attaccarlo direttamente. Proprio questa carta ci ha salvato le chiappe ragazzi. Sono utilissime queste carte che possono eliminare il giocatore in un batter d'occhio. Ecco qua, 4 punti di danno, 6 punti al nostro avversario. Mamma mia, vorrei averla questa carta ragazzi, è davvero ma molto potente. Poi le carte artefatto possono essere messe in qualsiasi mazzo. Manipolatore di che cosa? Allora, manipolatore glaciale, 4 punti di mana, tappa un artefatto, una creatura, una terra bersaglio. È una sorta di difesa ragazzi, è un artefatto, giusto? Sì. Maledizione, quindi il nostro mostro potrà essere tappato per un po' di tempo. Una sorta di difesa virtuale che ha evocato. Fine del turno. Allora, dobbiamo sperare di prendere un bel mostro, proprio quello che ci voleva. Allora, evochiamolo in posizione di attacco e in seguito mettere... Che è successo? Poi... Ah, vuole tappare il nostro mostro, infatti ha ragione, altrimenti subirà del danno. Allora, posizioniamolo ed evochiamo un'altra carta montagna, non possiamo pescare nient'altro, e la nostra unica cosa da fare è passare il turno e pregare che non prenda un mostro, visto che ha 3 carte in mano, è molto probabile che ce l'abbia, però possiamo sempre sperare. Allora, diamo un'occhiatina, che cosa avrà il nostro avversario. Dannazione. Che cos'è questo? Vediamo. Fammelo vedere. Scalpatore. Volare. Ogni qualvolta lo scalpatore infligge danno da combattimento a un giocatore, quel giocatore esilia le prime 4 carte del suo grimorio. Se 2 o più di quelle carte hanno lo stesso nome, ripeti questo procedimento. Medaglione del rubino, ragazzi. Messo in posizione... Vediamo che cosa farà adesso il nostro avversario. A quanto pare ci ha bloccato una carta, però adesso noi effettueremo una mossa alquanto astuta. Non possiamo far nulla perché maledizione. Diamo un'occhiata. Già siamo nella modalità attacco. Vediamo, non possiamo far nulla perché altrimenti perderemo dei punti. Blocchiamo il timer ragazzi e peschiamo una bella, vediamo un po', una bella fenice. Attiviamo la nostra abilità, vediamo se ne possiamo pescare un'altra. No, non abbiamo sufficienti punti di mana. La partita si mette in una brutta situazione ragazzi. Vediamo un po'. Questo stronzone qui praticamente quando attacca, giusto? Infligge danno da combattimento. No, non ci possiamo più muovere ragazzi, non ci possiamo più muovere. Queste 2 carte non ci fanno fare più niente. Dobbiamo mettere 3 mostri sul campo di battaglia. Molto dura. È dura ucciderlo adesso al nostro ragazzone. Modalità attacco, nuova fase principale, fine del turno. La partita si sta complicando ragazzi, quindi allora adesso facciamo una cosa molto importante. Vediamo, innanzitutto fatemi pensare, evochiamo la fenice di magma ragazzi, in modo tale da far spaventare l'avversario. Ecco la nostra fenice di magma, perfetto, proprio quello che voleva. Adesso ci bloccherà con tutti e 2 i bloccatori. Vediamo.
Dai, fai quello che devi fare, fai il tuo gioco. No, timer fermato. Ecco, adesso che ci ha bloccato con il primo, ci bloccherà anche col secondo. Tradizione. Allora, combattimento, vediamo, non possiamo attaccare altrimenti andremo al cimitero, quindi saltiamo il nostro attacco e utilizziamo la nostra carta, ragazzi. Allora, qua 5 punti di mana. Perfetto, ce l'ha bloccato, molto bene. Utilizziamo la nostra carta e infliggiamo danno al nostro avversario. Abbiamo vinto, ragazzi, avete visto? Viaggio extramondo appena sbloccato. Avete visto? Abbiamo sfruttato l'ignoranza del nostro avversario per vincere questa fantastica partita in multiplayer, la prima della serie. Spero che quindi questo video vi sia piaciuto. È pronto per un'altra partita, ma non ho alcuna intenzione di continuare. Voglio sbloccare magari qualche altra carta. Era bello, ragazzi, se magari si poteva giocare, non so, scommettere una carta prima dell'incontro e magari il vincitore avrebbe conquistato il tutto. Però a quanto pare non è disponibile farlo, ma può essere lo stesso divertente giocare in queste condizioni e soprattutto con le carte che possono essere sbloccate all'interno della campagna single player. La campagna single player la vedrete all'interno del prossimo gameplay, ma soprattutto lasciate un commento e quindi un voto, un parere per quanto riguarda questa prima battaglia in multiplayer su Magic the Gathering. Ciao a tutti, ragazzi!